come vedete la chiesa non è proprio in condizioni così brillanti, ecco, fra l'altro ci sono anche degli scavi archeologici, però c'è un grande altare che era ritenuto anche veramente molto bello, ed è molto bello di Gerolamo Campagna, e ecco qui ancora all'interno della chiesa, e finalmente ecco il chiostro del convento domenicano che viene costruito a partire dal 1840. Intanto un domenicano, il padre Acerbi, Antonio Maria Acerbi, è cappellano curato della Casa d'Industria, stabilimento dei poveri. Dopodiché possiamo vedere, oltre ad un'altra immagine del chiostro, che come vedete è proprio accanto all'alta chiesa di San Lorenzo, e che adesso è occupato da istituzioni comunali, c'è una biblioteca di quartiere, c'è mi pare un centro anziani. Ecco che possiamo vedere dei documenti che io ho consultato, vi faccio vedere solo una foto, ecco, per cercare di capire che cosa è successo. Vi faccio vedere solo alcune immagini. Ecco, questa è una pagina del cosiddetto Liber Consiliorum, che è un documento manoscritto, conservato in archivio, che presenta dall'inizio della nuova comunità, dal 1843 fino a quando non viene a estinguersi, tutte le vicende della comunità, almeno gli atti principali, soprattutto il consiglio della comunità dei frati, quindi sostanzialmente dei verbali della vita comunitaria. Colgo l'occasione per dire, ecco, perché poi ne parleremo, la struttura di governo dell'ordine domenicano è peculiare, ha delle caratteristiche che non si trovano negli altri ordini religiosi, alcuni punti sì sono in comune, altri sono differenti. I 3 livelli, quindi il singolo convento, la provincia, quindi un insieme di conventi e di frati su un certo territorio, e poi il livello generale, tutto l'ordine. A ciascuno dei 3 livelli, qual è l'autorità più importante? È un uomo? È un superiore? No. È l'ordine domenicano per volontà di San Domenico, fondatore, all'inizio del 200, e dei primi frati, la massima autorità è sempre il capitolo, l'organo assembleare comunitario. Certo, viene eletto da questo capitolo, viene eletto un priore conventuale, il capitolo provinciale elegge un priore provinciale, il capitolo generale con rappresentanti provenienti da tutto il mondo elegge un maestro dell'ordine, di tutto l'ordine, maestro, in passato nell'Ottocento si diceva maestro generale, ora si dice, secondo la dizione antica di Magister Ordinis, si dice maestro di tutto l'ordine. Ma l'autorità principale è sempre quella del capitolo, quando è riunito. Questo è molto diverso dagli altri ordini religiosi. Allora ecco, è importante anche tenere una traccia scritta di tutto quello che avviene negli organi assembleari che sono i capitoli o i consigli, organi più ristretti, perciò Liber Consiliorum. Ecco allora che troviamo le prime fasi della nuova comunità, che certamente è composta da 4 frati. Ci sono alcuni superstiti, vecchi ormai, abbastanza anziani, che erano ancora quelli di prima, fino al 1810, che stavano alle zappe. Ecco, c'è la volontà di ripristinare questa comunità di osservanza domenicana, che si distingueva da altre, un po' più rilassate, almeno secondo una certa interpretazione. E allora, ecco, si trova qui per esempio il verbale dell'elezione del primo priore, che è proprio questo padre Acerbi che già vi ho segnalato. In 3 anni si costruisce questo nuovo convento, non è enorme, ma certamente ha una sistemazione dignitosa. E il 1° ottobre 1843 il cardinale Jacopo Monico, patriarca di Venezia, nella chiesa di San Lorenzo pronuncia un solennissimo discorso, di cui qui vedete un frontespizio, ecco perché venne pubblicato quasi subito, discorso di Sua Eminenza il Signor Cardinale Patriarca di Venezia, letto nella chiesa di San Lorenzo Martire, proprio per segnare con solennità l'inizio della nuova comunità dei domenicani a San Lorenzo. Monico è un uomo di grande cultura, ha un linguaggio
anche piacevole, almeno secondo le orecchie dell'epoca ottocentesca, inizia con grazie immortali si rendano a Dio, che anche l'inclito ordine domenicano si rialza oggi fra noi dal suo lungo abbattimento e torna pomposamente a spiegare le sue nere e candide spoglie al cospetto della veneta Chiesa. Abbiate pazienza, il linguaggio dell'epoca era questo. E certo era un veterato Monico, quindi ovviamente sfoggiava questa sua capacità. E prima di fare tutto un discorso veramente anche erudito su San Domenico, dove difende San Domenico dall'accusa all'epoca corrente di essere stato un malvagio inquisitore, ricorda anche le difficoltà che hanno avuto i domenicani nel ricominciare a vivere a Venezia. Di 3 grandiosi edifici, quelli che vi ho detto, che avevano un tempo in questa città, 2 sono già da altri usi rivolti e del terzo non rimane più orma. Dovevano anzitutto fabbricarsi un convento e l'hanno fabbricato con tanta rapidità che si avvicina al prodigio. Lo hanno fabbricato se non con quella magnificenza che a tempi migliori era familiare al domenicano istituto, tuttavia con tal decenza e buon ordine che offre a chi vi abita un comodo e salubre soggiorno e forse anche più conforme allo spirito del santo loro fondatore. Quindi entusiastica accoglienza alla nuova comunità domenicana, fatta però di pochi frati. I domenicani non mancano nel pubblicare questo discorso del Cardinal Monico di lodare la protezione della casa imperiale asburgica. Questo è un punto che poi può far capire anche certe evoluzioni successive. Quindi riconoscono l'alta protezione della maestà di Ferdinando I, imperatore, nostro re, della sua giusta casa, eccetera, eccetera, per le autorità comunali, perché il terreno era del comune. Non dimentichiamo sul quale venne eretto questo nuovo convento. Inizialmente quanti sono i frati? 5, quindi non è certo una gran comunità. C'erano vari frati sparsi in giro per il Veneto, se ne contano in una statistica 22, molti dei quali ormai già cadenti, perché dal 1810 non era più entrato nessun nuovo religioso nell'ordine, almeno in quest'area geografica. E quindi quelli che ancora erano presenti erano certamente ormai abbastanza anziani. Molti non rientrano nella nuova comunità per diversi motivi, anche per delle difficoltà personali, anche per una difficoltà di riadattamento ad una vita conventuale che per persone che ormai da tempo vivevano o come preti diocesani, più o meno, pur essendo vincolati ancora dalla professione domenicana, che non ha mai perso la sua validità, o comunque vivendo in case private o presso i familiari, ecco, era difficile per alcuni dopo 33 anni ritornare in una vita religiosa domenicana, quindi molti rimangono fuori. Ecco, questi 5 più ben presto alcuni frati conversi, che sono i padri domenicani, poi ci sono quelli che si chiamavano i conversi o cosiddetti cooperatori, cioè alcuni frati che non sono sacerdoti e che comunque cooperano e collaborano alla vita della comunità. In 40 anni di vita questa comunità non avrà mai un grande numero di frati, bisogna anche dirlo. Si parte da questi 5 padri, si arriverà ad un massimo di 7 più 4 conversi, quindi più totale 11 frati nel momento di maggiore presenza. Ma questo potrebbe anche non essere un grande problema, purché non si scenda al di sotto di una certa soglia. Questa comunità inizia certamente la sua vita. Io ho trovato numerosissime lettere, ecco, una cosa importante con la ricerca storica. Io, per saperne qualcosa, sono andato negli archivi e ho trovato numerose lettere, tutto un ricco epistolario, lettere scritte da diversi frati, soprattutto c'è un giacimento importante nell'archivio generale dell'ordine domenicano a Roma, a Santa Sabina, dove sono raccolte le lettere che i frati da Venezia inviavano al maestro dell'ordine, questo per 40 anni. Lettere, in qualche caso anche qualche memoriale, qualche informativa, però ecco, veramente ho trovato moltissime notizie. Qualche cosa poi si trova anche più a nord, però ecco, e quindi per esempio il libero consigliere
Consigliolo di cui vi parlavo e qualche altra cosa. Però ecco, è stato importante la ricerca nell'archivio generale a Roma. Si cerca di incrementare poi questa piccola comunità religiosa, anche perché, questo è importante anche per inserire nel contesto più ampio questa vicenda, questo è un periodo in cui da un lato c'è la grande difficoltà del ripristino dell'ordine domenicano come gli altri ordini religiosi dopo le soppressioni che hanno spazzato via qualsiasi forma di vita religiosa, di vita comunitaria, no? Perché con le soppressioni lo Stato proibisce l'esistenza di una comunità e si impadronisce anche dei conventi e delle chiese, in tanti casi come abbiamo visto anche distruggendoli oppure convertendoli ad altri usi civili o militari. Ma è anche il periodo in cui c'è una ripresa, e questa ripresa avviene soprattutto in Francia. Il grande domenicano dell'epoca, il più famoso probabilmente, è il padre Henri Lacordaire, grande predicatore a Notre Dame di Parigi. Era già morto quando era un prete diocesano, decide di entrare nell'ordine domenicano, è il primo domenicano in Francia dopo 40 anni, perché i domenicani erano stati eliminati dalla rivoluzione francese. Uomo di doti fuori del comune, di grande notorietà, attira subito, fin dall'inizio, dietro di sé altri giovani che chiedono di entrare nell'ordine. E però dov'è che si formano questi nuovi domenicani? Non certo in Francia, dove non c'è nulla, ma vengono in Italia. E dopo una breve esperienza di Lacordaire al convento della Quercia presso Viterbo, lui stesso, Lacordaire, con il consenso delle autorità dell'ordine, fa venire tutti i giovani francesi in Italia, ma in Piemonte, nel convento di Bosco Marengo. Bosco, presso Alessandria, il luogo natale del Papa domenicano San Pio V, quale incaricò a suo tempo il Vasari di costruire una grande chiesa, un grande convento in mezzo alla campagna. Ecco, è proprio lì che i francesi vengono a formarsi, quindi il grande sviluppo che poi ha avuto l'ordine domenicano dalla Lacordaire in avanti fino ai nostri giorni in Francia, in qualche modo ha un'origine italiana, per volontà dello stesso Lacordaire. Ecco, in questo contesto può essere interessante vedere che c'è qualche frate che dal convento del Bosco, cosiddetto, in Piemonte, dove erano anche i francesi, viene a Venezia, viene a San Lorenzo. Perché i frati di Venezia chiedono che qualcun altro venga a implementare questa piccola comunità, ed ecco che arrivano due giovani dalla provincia di San Pietro Martire, che era una provincia osservata, la provincia appunto del Piemonte e della Liguria. Sono due giovani che poi faranno parlare molto di sé nei decenni seguenti, e il padre Raimondo Amedeo Vigna, di cui vi parlavo all'inizio, grande storico domenicano. Spontaneamente vengono, lo dicono loro stessi, vengono a Venezia per desio di più stretta osservanza e per cooperare con tutto il loro cuore al mantenimento di questa fondazione, quella di Venezia. In realtà poi si accorgono che le cose sono meno felici di quanto potevano supporre. Ecco, chi studia la storia deve avere anche quel tanto di l'obiettività assoluta è un'illusione, però l'onestà ci vuole per tutti. Bisogna avere l'onestà anche di riconoscere che spesso le cose del nostro passato non sono così belle e così edificanti come si vorrebbe. Certo, lo studioso deve conoscere la verità e deve conoscere anche la storia per edificare, ma deve prendere anche atto che a volte la realtà del passato non è sempre edificante, tutt'altro. Ecco, e questo avviene anche nel convento di Venezia. Io ho trovato una serie di lettere che vengono inviate dai frati che via via nel corso degli anni si presentano nel convento di San Lorenzo a Venezia, dove troviamo dei dati un po' sconcertanti, non che avvenissero dei crimini o chissà quali peccati, ecco, nessuno pensi a cose da film di secondo ordine, no, però certamente uno stile di vita, diciamo così, rilassato, ecco, con poco zelo apostolico, con la chiesa vuota, come dicono loro stessi. Perché vuota?
all'interno ci saranno state anche altre chiese vicine dove i fedeli potevano andare, ma certo questi vecchi frati non avevano forse neanche più le forze per lavorare apostolicamente, e nello stesso tempo però almeno alcuni di questi impedivano ai giovani, per esempio i due che abbiamo citato, di adoperarsi attivamente per l'apostolato. Viviamo, scrive Padre Vera, questo giovane, viviamo in un canto con una chiesa deserta e che tutto lì va in peggio desolando, perché i fedeli la vengono sempre più squallida e vuota dell'assistenza ai loro spirituali bisogni. Noi viviamo perciò affatto obbligati e avuti complemente come cosa morta e sepolta e degnati soltanto di una sterile e per noi dolorosissima compassione. Sono parole forti. Mettiamoci dentro anche la delusione personale, tanti elementi. Questo giovane frate pensava di arrivare nel centro dell'osservanza antica e invece si trovava poi, può capitare, in una realtà umanamente anche difettosa. Ecco, però c'è questa realtà, certo, molto si deve al fatto anche che lo stesso priore anziano non è capace di esercitare l'autorità e ci sono alcuni, come può capitare in tante situazioni umane, che se ne approfittano. Che cosa succede nel 1848-49, quando a Venezia c'è la Repubblica, la nuova Repubblica di San Marco di Daniele Manini? Io ho cercato in questi testi, non c'è quasi nessun cenno. Saranno stati forse ai margini. Mi verrebbe da pensare, vedendo anche tutti gli elogi all'autorità imperiale austriaca prima e dopo del 1848-49, mi viene anche da pensare che probabilmente i domenicani non fossero tanto favorevoli alle novità della Repubblica di Manina e Tommaseo, ma non ho trovato nessun cenno. Si parla soltanto dei politici sconvolgimenti, ecco, e qualche cenno agli orrori della guerra. Sembrano, almeno dalle fonti che si hanno a disposizione, restare un po' ai margini. Vi risparmio descrizioni seguenti sulla vita quotidiana, che certo si trovano, no, sugli orari della carriera comunitaria, vi dicendo, ecco, però ci sono degli aspetti anche che lasciano un po' a desiderare. Diversi frati arrivano, rimangono un po' di tempo e poi chiedono di andare via, proprio perché evidentemente il clima comunitario non è quello che ci si potrebbe aspettare. Però vi dico anche, in parte a discolpa di chi si trovava a San Lorenzo, tutto questo è anche una conseguenza dello sconvolgimento operato dalle soppressioni dei ordini religiosi. Vediamo, persone che per 30 anni o 40 non sono vissute più in convento e hanno difficoltà poi a ripristinare una vita di un certo livello qualitativo come comunità religiosa. E poi ci aggiungiamo anche l'anziana età, ecco che tutto ciò peggiora le cose. Nel frattempo, cosa succede a San Giovanni e Paolo? La più antica sede domenicana, per salvare in qualche modo un contatto